Ehi, benvenuti a un nuovo video di Labirintando con Iana. Io innanzitutto vi volevo chiedere scusa perché sono reduce da una settimana di influenza, penso che ci sia mezzo mondo ammalato, quindi potreste capirmi cosa ho passato in questa settimana. Vi chiedo scusa per la voce perché non è proprio al massimo e neanche io sono completamente al massimo, però mi dispiaceva comunque saltare la puntata e l'appuntamento del martedì perché ormai ci sono affezionata anch'io, a dire la verità. Allora, oggi, proprio per il fatto che sono state settimane molto intense, sia appunto per quest'ultima settimana dedicata alla malattia invernale, autunnale invernale, sia perché nelle ultime settimane ho fatto veramente moltissime cose. Qualche settimana fa, il 19-20 di novembre, ho partecipato a un evento nel mio paese d'origine che si chiama Okrajus, a Laconi, e diciamo che fa parte di quegli eventi tipici dell'autunno, dell'entroterra, che hanno comunque lo scopo di valorizzare e tutelare l'entroterra per le sue peculiarità interne. Io ho partecipato indossando l'abito tradizionale, quindi con un'associazione che si occupa proprio della valorizzazione delle tradizioni dell'interno, e nello specifico il mio ruolo è stato quello di accompagnare le persone a visitare una casa che abbiamo aperto come associazione, però nello specifico un allestimento di questa casa appunto nelle sue diciamo peculiarità tipiche di fine 800 primi del Novecento, quindi anche negli arredi, nell'utilizzo diciamo delle stanze di quel periodo storico lì, e in più anche un allestimento che riguardava l'abito tradizionale. Per seguirmi da questo punto di vista vi consiglio di cercarmi su Instagram, dove sono sempre Diana Sagoga. Lì troverete insomma maggiori informazioni sulle cose che faccio anche in questo senso nella vita reale, diciamo, le collaborazioni con le associazioni locali, eccetera. Lunedì al martedì e il mercoledì successivo, quindi 21, 22 e 23, invece ho partecipato con un'altra associazione culturale, sempre del Sarcidano, il Club UNESCO di Isili, per l'annuale collaborazione con il Festival Scienza Sardegna. Cerchiamo sempre comunque di diciamo valorizzare gli aspetti scientifici presenti nei territori ma anche fuori dai territori. Cerchiamo sempre di trovare una sintesi tra le scienze dure e le scienze umane. Questo è lo scopo dell'associazione del Club UNESCO, in generale dei club UNESCO. E io quindi cerco di collaborare volentieri perché dove c'è da trovare sintesi lo faccio con molto piacere. In questa occasione, in particolar modo, sono stata molto contenta di aver incontrato Alberto Lori di persona, di Quantum Academy. Abbiamo fatto una bella chiacchierata parlando insomma di fisica quantistica, che è diciamo l'aspetto peculiare del lavoro di Alberto Lori, ma anche di tantissime altre cose. Riguardo questo invece metterò il link nelle playlist. Vi consiglio di guardare anche le playlist perché comunque io faccio molte collaborazioni sia con altri canali sia con altre associazioni, e quindi vedrete che oltre a questo lavoro settimanale di divulgazione con questo mio canale cerco comunque di essere sempre presente, essere sempre nel posto giusto al momento giusto, come fanno tutte le buone streghe. C'è anche un altro lavoro infatti che sto facendo, e per questo vi consiglio di guardare il canale Telegram Kungarano Salis, che è un gruppo di lavoro, come vi ho già detto, con cui collaboro da tanto tempo. Io e Andrea Nardi facciamo ogni settimana un podcast molto leggero dove parliamo di film cult anni 80 e di relativa musica anni 80, un po' cercando anche di analizzare l'immaginario degli anni 80 e un po' di contestualizzare anche tutta una serie di elementi che potrebbero esserci utili per vivere il tempo presente, analizzare in modo più adeguato il tempo presente. Per quanto riguarda il video di oggi, invece, ero un po' preoccupata su cosa fare, visto che non sono molto in forma.
Però, visto che ho steso il discorso sulla Sardegna, quindi abbiamo toccato con mano quali sono gli elementi principali per poter parlare di Sardegna con il video dell'ultima volta, ho pensato che fosse il momento di parlare dei racconti della nurageologia. In sardo, Iscontus dessa nuragia, sono 6 libri scritti da Raimondo de Muro. Questi libri qua sono diventati abbastanza famosi anche nel mondo dell'informazione alternativa, della divulgazione alternativa, perché sono quei libri dai quali viene estratto il passo dove si parla di questi famosi uomini blu con i quali gli antichi, i proto-sardi cosiddetti, sarebbero venuti in contatto in tempi antichi, che dovrebbero provenire da altri mondi. Io ho deciso di parlare di questo argomento proprio perché vorrei parlarne con maggiore cognizione di causa e con molta più serietà, perché ridurre 6 libri di quella portata alla mera questione degli uomini blu con i quali i proto-sardi sarebbero venuti a contatto lo trovo molto riduttivo, e quindi vorrei dirvi il mio punto di vista e farvi capire quanto abbia cognizione di questo punto di vista. In conclusione di questa introduzione vi ringrazio come sempre per seguirmi, vi ringrazio perché mi scrivete sempre anche in tanto in privato dandomi spunti, è proprio bella questa cosa, si sta creando una piccola comunità, in tutti gli anni che ho lavorato sul web sicuramente ho accumulato amicizie, ho accumulato anche dissapori, ho accumulato tutta una serie di cose, però quello che è rimasto è qualcosa di meraviglioso, quindi vi ringrazio. Un ringraziamento speciale a tutte le donne che mi scrivono, perché siete veramente belle, cioè io vi reputo veramente delle sorelle, perché è proprio bello tutte le cose che mi dite, le confidenze che mi fate, ma anche proprio la vostra testimonianza di ciò che state vivendo e di come avete trascorso questi ultimi anni, quest'ultimo periodo storico, ma in generale tutta l'esistenza e probabilmente molte più di questa esistenza. Sigla. Eccoci qui finalmente a parlare dei racconti della nurageologia. Allora, io per parlare di questi libri ho fatto molta mente locale su come volervi raccontare di questi libri. Come vi ho già detto prima, il motivo per cui si parla nel mondo della controinformazione o in generale della divulgazione anche misteriosa, occultista e quant'altro è proprio per questo legame con, diciamo, un'ufologia o comunque con la paleoastronautica. Ecco, allora io inizio dicendo che questi 6 libri che io posseggo è già molto riduttivo parlarne in questi termini. Stiamo parlando di 6 libri pubblicati attorno agli anni '80 da una casa editrice romana che poi è andata a fuoco e quindi sono dei libri praticamente introvabili. Ecco, io già vi dico che possiedo questi 6 libri originali con la firma dell'autore. Non lo sto dicendo per farmi bella, anche se lo faccio anche per farmi bella, nel senso che è veramente qualcosa di molto raro, di cui vi sto parlando in questo momento, però ve lo dico più che altro perché vorrei farvi capire che sono esattamente dal 2008 che lavoro su questi libri qua. Ci lavoro da così tanto tempo perché quando ho incominciato a studiare tutto ciò che era, diciamo, a collegare tutto ciò che era misterioso in termini, diciamo, di origini dell'uomo, monumenti antichi nel pianeta, tutti quei discorsi che spesso facciamo nel salotto di Radius 23, per esempio, o che abbiamo fatto anche con Alternative B, ho incominciato a voler anche trovare dei legami con la Sardegna. Ho sempre fatto degli studi sulla Sardegna fin da ragazzina, ho sempre fatto degli studi cosiddetti complottistici fin da quando ero ragazzina, cercando appunto di trovare delle spiegazioni su tantissime questioni che sulla Sardegna non tornavano. Con questo non voglio dire che semplicemente trovavo una spiegazione a monumenti grandi,
persone grandi, quindi parlando di giganti, perché così sarebbe stato troppo semplicistico. Volevo trovare una spiegazione a tante questioni che l'accademia o comunque la scienza attuale, moderna, non davano, se davano, non davano in modo soddisfacente. Quindi ho cominciato a leggere in modo praticamente compulsivo tutti i libri di Sitchin quando avevo circa 20 anni, insomma, alla fine del primo decennio degli anni 2000. E leggendo di questi libri ricordo un giorno che mentre ero a Sassari ho trovato un altro libro che veniva chiamato La terra degli dei e parlava di Sardegna. Questo libro, La terra degli dei, è scritto, pubblicato dalla casa editrice PTM, la stessa che pubblica anche Leonardo Melis, per esempio, o anche Gian Giacomo Piso, anche molti altri. E leggendo questo libro avevo trovato dei riferimenti a questi racconti della nuragheologia che mi avevano affascinato moltissimo perché insomma erano un po' tra il fantasy e il qualcosa che mi risuonava molto profondamente. Allora a quel punto ho iniziato la mia ricerca forsennata di questi libri. Non vi racconterò tutta l'avventura perché è veramente molto lunga, però sappiate che veramente mi è successo di tutto in questi anni nei quali cercavo questi libri. Quindi in una prima fase mi sono arrivate 3 fotocopie di 3 tomi di questi 6 libri qua. Poi a un certo punto mi sono arrivati anche gli altri 3 e ho cominciato a studiarli più seriamente. Dopo che ho avuto questi libri per veramente tanto tempo in fotocopia e ho desiderato fortemente di possedere l'originale anche per riuscire a capire il confezionamento del libro, tutta una serie di cose che occupandomi comunque di libri e di editoria avrei gradito avere. Proprio nel bel mezzo, diciamo, di qualche anno fa del mio lavoro, a un certo punto mi sono arrivati questi per intero. Ne approfitto per ringraziare la persona che me li ha venduti, per salutarlo e dedicargli un sorriso perché lui sa bene per quale motivo gli sorrido. Questi libri qua sono dei libri molto molto complessi. Iniziamo col dire che Raimondo De Muro nasce nel 1916, quindi parliamo dei primi 100 anni fa praticamente, a Siurgus Donegala. Siurgus Donegala è un paese della Tregenta, proprio al confine col Sarcidano, quindi qua, a casa mia, sono interamente scritti in lingua sarda variante del confine tra Sarcidano e Tregenta, quindi diciamo che parliamo la medesima variante con giusto qualche inflessione di differenza, perché come vi spiegavo nel video precedente, essendoci delle dinamiche un po' tribali in Sardegna, diciamo così, è facile che anche linguisticamente ci siano delle differenze tra paesi vicinissimi, quindi tra villaggi che distano 5-10 km, ma differenze proprio abissali. Abissali in termini di sonorità, abissali in termini di visione anche della realtà, poi ovviamente strutturalmente non vi è alcuna differenza, tant'è che se una persona è sardofona, nel senso che parla regolarmente il sardo, pensa in sardo e vive la sua realtà attraverso la sua sardità anche linguistica, non ha alcun problema a parlare con persone della sua microvariante, ma non ha alcun problema neanche a parlare con persone di varianti completamente diverse. Io non dico di parlare il gallurese perché sarei ipocrita, però non ho mai avuto alcun problema a capire i galluresi parlando in gallurese. Quindi se io vado nel sud della Corsica dove si parla praticamente il gallurese, a parte quelle inflessioni ovviamente molto francesi, nel senso che ci sono delle inflessioni che la lingua madre francese ha dato nella loro lingua, capisco benissimo il loro linguaggio, la loro visione del mondo, eccetera. Io sono al centro dell'isola parliamo del sud della Corsica, quindi di un ambiente molto lontano, però essere sardofoni, vivere la terra in questo modo molto
molto attento ti porta a poter comprendere tutte le sfumature. Devo essere sincera, col tabarchino invece di Carloforte ho magari qualche più difficoltà perché quello è proprio genovese, però poi ci si fa l'orecchio se hai intenzione di comprendere veramente il modo di vedere il proprio ambiente di tutti i popoli che vivono l'isola di Sardegna. Scusate questo inciso, ma ci tenevo a precisarlo. Ci tenevo a precisarlo perché questo libro è scritto in sardo. Quindi chiunque si approccia a questi libri con la traduzione che è presente all'interno di questi tomi, in realtà se non è sardofono non può capire le sfumature di significato nella traduzione. Si dice che quando si traduce si tradisce. Io non sono completamente d'accordo in questo senso perché la traduzione è anche un'arte, non solo una conoscenza, una consapevolezza. Però è anche vero che certe sfumature di significato presenti nel linguaggio e nel lessico della lingua sarda, tradotte in italiano, vengono banalizzate, perdono di tutta quella carica, spesso anche sacrale e misterica, che viene data con il sardo. Quindi leggere i racconti della nuragheologia, che in sardo si chiamano Iscontus dessa nuragia, in italiano, fa perdere veramente di grosso significato. Si rischia anche di non comprendere quando si tratta, per esempio, di concezioni mitologiche molto radicate, quando si tratta invece del pensiero proprio dell'autore, quando si tratta del pensiero del luogo specifico dove si sta affrontando quella narrazione, tutta una serie di questioni. La questione linguistica, secondo me, è fondamentale, tant'è che nuragia viene tradotto come nuragheologia, quindi discorso sui nuraghi in italiano. Nuragia in realtà rappresenta molto di più, perché il termine logos greco va a indicare proprio il discorso, anche l'analisi sui nuraghi, quindi si potrebbe pensare che questo libro parli semplicemente dei nuraghi. In realtà parla di tutta diciamo la civiltà nuragica, di tutta la concezione culturale derivante dal popolo dei nuraghi. Quindi San Nuragia rappresenta questo, proprio una cultura, un discorso totalmente culturale. Ora, ovviamente la questione è anche questa. Qua parliamo di 6 romanzi, quindi cioè parliamo di una serie di romanzi che descrivono la Sardegna, nello specifico i luoghi che l'autore è andato a toccare, anche probabilmente fisicamente, negli anni in cui ha cominciato a descriverli. Diciamo 6 episodi in cui ci sono stati dei cambiamenti specifici nella società e nella cultura tradizionale sarda. Di questi 6 episodi, cioè in realtà sono 5 gli episodi perché le narrazioni sono 5 più un libro dove si parla, ci sono i racconti, diciamo i diciusu, i detti sardi, ci sono tutta una serie di cose da cui appunto viene estratto spesso anche il discorso sul popoli blu, sugli uomini blu. Quindi questi 5 episodi sono episodi nei quali ci sono dei cambiamenti fondamentali nella cultura sarda e quindi nei luoghi della cultura sarda. Quindi questa è già una visione comunque dell'autore ed è una narrazione, quindi è romanzata. Poi io vi dico, dalla mia esperienza, siccome sono tanti anni che me ne occupo, posso dire di aver toccato con mano il fatto che l'autore si riferisse anche a personaggi realmente vissuti, oltre a quelli storici ovviamente a cui si riferisce, ma anche a personaggi, diciamo, all'interno della narrazione che effettivamente sono realmente esistiti. Quindi diciamo che c'è un bello incrocio tra narrazione e realtà, sempre ovviamente filtrato dall'autore che racconta il suo punto di vista. Quindi ecco, questo è il punto di vista di Raimondo De Muro che viveva tra Siurgus Donegala e Cagliari. Quindi questo è il suo punto di vista. Io ho conosciuto delle persone anche che hanno conosciuto l'autore e che hanno detto che era una persona meravigliosa con una grande capacità di analisi, con una grande capacità di narrazione, con una grande capacità di osservazione.
delle dinamiche culturali e poi soprattutto una persona veramente molto molto ricca di cultura. E questo è evidentissimo da questi 6 libri, perché ci sono effettivamente dei riferimenti molto molto specifici che negli anni '80 era raro possedere, quindi non è sempre che, come viene detto spesso, ho sentito su YouTube da personaggi che pretendono di parlare di Sardegna senza saperne granché, dicendo ma com'è possibile che una persona negli anni '80 avesse tutte queste conoscenze? Stiamo parlando prima di tutto di una persona di un alto strato sociale, stiamo parlando di una persona che viaggiava molto, stiamo parlando di una persona molto acculturata e che aveva accesso a conoscenze che alle quali non hanno accesso tutti, neanche attualmente. Quindi è ovvio che avesse di questo tipo di conoscenze, cioè non si può dire che tutto quello che è presente qui dentro sia semplicemente la mera trasposizione di quello che ha visto nel popolo sardo, perché non è vero. Se andiamo in giro per la Sardegna e parliamo di popoli blu e di nuraghi e di tutte queste cose misteriose come vengono poste secondo questo libro qua, secondo quanto dicono quelli che parlano di questo libro qua senza averne cognizione di causa, veniamo presi in giro. Veniamo presi in giro e giustamente anche direi, perché la Sardegna è veramente molto controversa, però ridurre Sardegna, sardità, nuraghi e quant'altro alla mera visione diciamo ufologica, io lo trovo riduttivo, banalizzante, non la trovo una cosa corretta. Che poi tutto questo ci possa affascinare e possiamo fare delle ricerche. Voi sapete benissimo come la penso io su, su tutto ciò che è possibilità. Sono assolutamente totalmente possibilista, però cercare, diciamo, una prova di tutto questo in questi libri è assolutamente ridicolo. È vero che in tantissimi hanno detto c'è una leggenda che parla di, anche questo non è vero, perché non è una leggenda che parla di, c'è Raimondo De Muro che nei suoi libri ha scritto questo, riportando il fatto che lo avesse sentito da certe persone, riportando il fatto che stesse tramandando il punto di vista di una determinata elite presente in Sardegna, ma di cui non abbiamo assolutamente nessun tipo di prova tangibile. A proposito di questo, infatti, vorrei parlarvi di una cosa. Allora, di recente ho letto un articolo di, diciamo, un autore, filosofo, che fa parte di un'organizzazione che si occupa di fare studi postcoloniali in Sardegna e si chiama Filosofia de Logu, che significa la filosofia del luogo radicato nel territorio, che parte da un punto di vista interno, che parlava proprio del fatto che diciamo una certa narrazione per cui diciamo si parla di paleoastronautica come soluzione finale di tutti i dubbi sui monumenti antichi, su tutta la storia di cui ancora non si è dato grande, diciamo, non si è risolto da parte dell'Accademia, non è altro che un tentativo di perpetuare la colonizzazione, perché comunque se in fin dei conti a costruire queste grandissimi monumenti dalle alte capacità tecnologiche, eccetera, non possono essere stati gli autoctoni, ma devono essere stati assolutamente gli alieni, non si può altro che vedere come un punto di vista denigratorio sulle capacità e sulla visione di quel popolo altro che le avrebbe prodotte. Allora, io da questo punto di vista, francamente, non posso che dargli ragione. Cioè, io da studiosa di antropologia, assolutamente distaccata dall'accademia, non ho neanche i titoli per definirmi antropologa, infatti non lo farò mai, però studiosa molto attenta di tutte queste dinamiche, con comunque una competenza che mi deriva da una metodologia rigorosa e specifica che ho appreso. Posso dire che oltretutto da studiosa anche appassionata di tutte le dinamiche della questione sarda di cui vi ho parlato la volta scorsa, posso dire che è sempre un tentativo continuo quello di voler far
derivare tutto ciò che è competenza, bellezza, capacità, peculiarità del popolo sardo a qualcosa di allogeno. È sempre qualcosa di forestiero, qualcosa di importazione. E i sardi non sapevano scrivere, i sardi preistorici non sapevano scrivere, non hanno mai saputo scrivere, gliel'hanno dovuto insegnare da fuori la scrittura, non sapevano navigare, gliel'hanno dovuto insegnare da fuori, non sapevano costruire, quindi niente, i nuraghi gliel'hanno insegnato gli alieni a farli, eccetera, eccetera, eccetera. Questo tipo di narrazione francamente ci ha stufato, cioè vorremmo che ci fosse appunto un movimento da parte dell'Accademia che ovviamente manifestasse maggiore attenzione, maggiore... la realtà è che vorremmo che lavorasse di più in termini proprio concreti, negli scavi, nelle ricerche, eccetera, in modo da dare delle spiegazioni che siano, diciamo, una via di mezzo tra ciò che è la scienza dura e ciò che è la scienza umanistica, cioè non per forza ricorrere a spiegazioni tanto assolutamente allogene come quelle appunto dell'ufologia, tanto meno dare spiegazioni del fatto che devono essere sempre altri popoli ad aver portato questo tipo di conoscenze. Quindi una via di mezzo. Ovviamente qua ci sono di mezzo tutti i problemi di cui vi parlavo tra governo centrale e governo nazionale, quindi stendiamo un velo pietoso. In questo grande divario si mette in mezzo tutta questa roba di cui vi parlavo, tra cui appunto coloro che si mettono a parlare di uomini blu partendo da questi libri. Allora, la questione è questa, che io non nego e non lo negherò, che in Sardegna ci sono delle energie molto molto particolari. Non negherò il fatto che c'è un radicamento profondissimo da parte dei popoli, non negherò che i nuraghi proprio da un punto di vista sensoriale, e parlo anche da strega, perché io posso parlare sia da studiosa che da strega, che da donna, che da parte della società sarda, in tutti i modi posso parlare, che effettivamente nei nuraghi ci sia un'energia molto particolare e che ci si ritrovi a diciamo avere una sensorialità molto amplificata all'interno di essi e in particolar modo all'interno dei nuraghi specifici. Dico questo anche perché, per esempio, qualche tempo fa mi aveva molto colpito sentire, per esempio, Red Ronnie che parlava del fatto che aveva conosciuto Maria Carta, che è una famosissima interprete musicale, una cantante con una voce che, mi dispiace, donne sarde, per quanto vi possiate impegnare, nessuno riesce a eguagliare, e che aveva assistito Red Ronnie a lei che entrava dentro un nuraghe specifico, che se non sbaglio mi sa che è il nuraghe Santo Antine di Torralba, che veniva colta, diciamo, da estasi o comunque da uno stato di coscienza altro, e iniziava ad avere rapporti con, diciamo, rapporti di tipo energetico con altre entità dalle quali avrebbe canalizzato delle cose, eccetera. Adesso Red Ronnie non è andato troppo in profondità in questa cosa, però sicuramente è qualcosa di abbastanza ricorrente questo elemento. Quindi vedo che anche attualmente la New Age si sta lanciando in Sardegna, andando proprio a toccare tutte le energie possibili e immaginabili attraverso strumenti a volte neanche abbastanza validi, perché è inutile, se vuoi raccogliere determinate diciamo sostanze devi usare gli strumenti adatti. Stessa cosa vale per le questioni energetiche, non si può andare lì con le cannucce cercando di raccogliere il mercurio, perché non è possibile, quindi ogni cosa deve avere il suo strumento specifico. Ecco, io penso che in Sardegna ci siano nascoste all'interno di tutte diciamo, le dinamiche culturali, la ritualistica e di tutto ciò che è tradizione popolare, tutta una serie di strumenti che ci possano permettere di andare ad analizzare tutto questo tipo di energie. Ovviamente per fare questo lavoro si fa un lavoro a ritroso, cioè questi 6 libri possono essere sicuramente di grande aiuto perché all'interno ci sono degli elementi molto interessanti che ci possono dare indicazioni su come muoverci.
però il lavoro è totalmente di ricerca, non esiste una tradizione esoterica specifica in Sardegna. Se esiste, è veramente molto occulta perché non dimentichiamoci che la massoneria più antica probabilmente d'Europa senza dubbio è in Sardegna, proprio perché ci sono i costruttori di nuraghi. I nuraghi li hanno costruiti in Sardegna perché questa tecnica costruttiva può essere presente anche in tanti altri posti. Abbiamo visto di recente che il capo, diciamo, il ministro, adesso non ricordo se fosse il ministro, se sto dicendo delle baggianate, vi chiedo scusa, però comunque il capo, diciamo, della sezione archeologica israeliana è venuto a Cagliari quest'anno a dire abbiamo trovato un nuraghe a Israele. Allora, in tutti questi libri pseudo-complottistici di questa roba se ne parla veramente da tanti anni, però il fatto che adesso ci sia una cosa istituzionale, pubblica, è molto interessante. Quindi questa tecnica costruttiva è sarda, dove ci sono costruttori c'è moderna massoneria in un modo o in un altro. Quindi la tradizione esoterica in questo senso è veramente molto sincretizzata in varie questioni tra cattolicesimo, tutta la New Age moderna, appunto la massoneria, ed è molto complesso poterne parlare in modo serio. Vi ho fatto tutto questo discorsone perché parlare di questi 6 libri nello specifico è veramente un atto enorme, quindi io vi prometto che nel canale Labirintando con Iana ne parleremo senz'altro in modo molto più serio. Io è più attento anche nelle parti più specifiche interne. Analizzeremo anche tutta la questione dell'ufologia, analizzeremo tutta una serie di cose. Per ora io volevo semplicemente raccontarvi di che cosa si trattava, quindi di questo compendio dove ci sono 5 libri nei quali vengono narrate diciamo le avventure di personaggi specifici in luoghi specifici in determinati momenti storici della Sardegna, quindi parliamo del subito dopoguerra, dal passaggio diciamo dall'artigianato alla meccanizzazione, fino insomma ad arrivare a tutta una serie, anche all'età del fascismo, c'è un po' di tutto, non sono cronologici i romanzi per certi versi, diciamo che ci sono molti flashback, è veramente molto difficile parlare di questi libri in modo diciamo in modo cronologico. E poi c'è l'ultimo libro che è il 6° libro, dove ci sono proprio tutti gli elementi appunto che vi dicevo prima, dei detti, anche di probabili parole magiche che potrebbero fare determinate far avverare determinate cose piuttosto che altre. Io ve ne parlerò decisamente in modo più approfondito. Intanto vi rimando al canale Telegram con Grano Salis, perché lì io avevo messo anche in lingua sarda, giusto per farvi sentire anche le sonorità, un po' di podcast proprio brevissimi, piccole pillole dove leggo delle parti di questa serie di libri. E quindi potreste anche iniziare a fare insomma anche le sonorità su questi libri qua. Oggi non ci sarà il glossario perché, abbiate pietà di me, non sto affatto bene, però ci tenevo comunque a stendere il discorso sui racconti della nurageologia. Ne parleremo meglio, aspetto anche i vostri consigli, aspetto che mi scriviate sotto che cosa veramente volete sapere su queste cose. Io magari mi posso focalizzare su alcuni aspetti piuttosto che altri, perché li vedete, se i libri insomma sono abbastanza corposi, e quindi se vogliamo spolparli insieme a me farebbe molto piacere. Quello che ci tengo a dire è che sicuramente saranno analizzati da me da un punto di vista metodologico. Non ho nessuna intenzione di dare da mangiare alle emozioni fine a se stesse, perché ovviamente da sarda che si definisce Iana e Koga, da sarda che sente l'energia, ama la terra ed è radicata in questo territorio, tutto ciò che c'è scritto qui dentro potrebbe dare tranquillamente alla testa e dire: oh mio Dio, siamo il popolo eletto, siamo i migliori dell'universo, siamo gli unici terrestri degni di essere chiamati tali, eccetera eccetera. Ma questa roba non interessa, anche da studiosa di antropologia
passare dall'autodenigrarci al sentirsi il popolo migliore della terra, francamente la storia ci ha dimostrato che non è molto funzionale, ecco, diciamo così. Quindi lo farò con metodo rigoroso, lo farò con piacere di condivisione, però con uno sguardo attento e considerando che questa roba l'ha scritta un essere umano, un essere umano che ringraziamo assolutamente per averci conservato tutta una serie di informazioni preziosissime, nascoste, tessute in modo veramente magistrale, ma anche veramente esteticamente appaganti all'interno di tutta questa narrazione. Quindi lo ringraziamo assolutamente. Intanto ringrazio anche voi per avermi seguito, vi chiedo scusa per questo video un po' così perché non mi sento molto bene, però è stato molto piacevole passare del tempo con voi come sempre. Vi ringrazio e alla settimana prossima. Un abbraccio.